Buonasera a tutte e benvenute e benvenuti da parte di Antonella Caldarta, assessore del Comune di Vittorio Veneto, e di tutta la squadra che ha collaborato ad attivare e a mettere in piedi questo percorso dal titolo Donne al lavoro, voluto fortemente anche da chi opera al Centro Antiviolenza Vittorio Veneto. Ho detto benvenute e benvenuti perché davvero spero che questa sera al fianco di noi donne guerriere ci siano anche i nostri compagni di vita e di lavoro, perché la battaglia che combattiamo per la parità di genere, per la parità salariale, per la parità di opportunità, vuole essere combattuta appunto con coloro che comunque condividono i nostri obiettivi e la nostra finalità, siano uomini o donne. E siccome questa sera abbiamo qui con noi, ne abbiamo qui con noi uno che ha sempre creduto, e ve lo dico per esperienza, nella forza della donna, il nostro sindaco Antonio Miatto, do a lui la parola per il benvenuto. Devi attivare il microfono, sindaco. Eccomi qua. Buonasera a tutti. Io faccio un brevissimo intervento di saluto. E saluto da parte mia, da parte della mia amministrazione, da parte di tutta la città. Io come sindaco sono contento che la mia amministrazione sia sempre attenta ai temi sociali e tra questi principalmente diciamo, riveste una grande importanza il tema della donna. Abbiamo un centro antiviolenza che lavora bene, abbiamo un assessore come Antonella che è sempre sul pezzo, specialmente appunto sui temi legati alla metà del cielo di genere femminile, che sappiamo quanto importante sia nel costrutto della nostra società. Si è accorta anche che in questa fase di crisi pandemica, poi alla fine il peso maggiore, se andiamo a ben vedere, ricade proprio sul genere femminile. E quindi ringrazio lei, ringrazio la CISL, ringrazio il Centro Antiviolenza per questo impegno di queste 3 serate che offrono al genere femminile un pochettino a tutti quelli che sono interessati al tema per cercare di risolvere al meglio le problematiche che sono insorte. Quindi vi saluto, ringrazio tutti e buon lavoro. Grazie sindaco. Come ha detto giustamente il sindaco, a Vittorio Veneto c'è il centro antiviolenza ed è proprio con il centro antiviolenza che abbiamo maturato la necessità di affrontare il tema di donne al lavoro. Perché? Perché la nostra esperienza ci insegna che laddove c'è violenza molto spesso non c'è indipendenza economica. Quindi dare la possibilità alle donne di divenire economicamente indipendente significa dare la possibilità di essere libere di scegliere anche quando purtroppo talvolta ci siano delle situazioni violente, delle situazioni che non piacciono. E purtroppo è anche vero, abbiamo visto che gli effetti del Covid o della Covid, è brutto da dire, ma Covid, il nostro dizionario lo dà al femminile, c'è questo problema, ma non possiamo farci nulla. Comunque gli effetti della Covid hanno accelerato le difficoltà per le donne, sia dal punto di vista salariale, sia dal punto di vista lavorativo, e soprattutto in alcuni settori, come poi vedremo specificatamente con i nostri ricercatori. Quindi l'obiettivo di questa prima serata è quella di presentare un po' la situazione, perché riteniamo che partendo da dati scientifici si possa avere una visione sulla quale poi progettare e programmare il lavoro. Non possiamo agire solo a sensazioni, la scienza in questo ci è di aiuto e ci è di grande aiuto, proprio per capire anche in che direzione andare, anche come politiche sociali locali. E la seconda serata, invece, la terza, ci mostreranno quali sono i mezzi e gli strumenti per provare a divenire non tanto imprenditrici, attenzione, ma imprenditrici di noi stesse, cioè trovare dentro di noi la spinta a voler tirare fuori la testa, a volerci rimettere in gioco, a trovare gli strumenti per farlo. E gli strumenti sia economici,
sì, soprattutto economici, direi formativi ed economici, ci verranno presentati invece nella terza serata, che sarà il 14 aprile. Iniziamo quindi. Come ha detto il sindaco, abbiamo come partner in questa serata la CISL di Treviso e Belluno, rappresentata da Alessia Salvador del coordinamento donne appunto CISL Belluno e Treviso, grazie alla quale tra l'altro avremo poi la presenza di 2 ricercatori della Fondazione Corazzin. Alessia, a te la voce. Grazie, ringrazio l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto per l'invito e per l'opportunità che ci ha dato di poter illustrare la nostra ricerca che abbiamo fatto insieme ai 2 ricercatori della Fondazione Corazzin, Stefano Dal Pracaputo e Francesco Peron. Perché è nata questa ricerca? Beh, diciamo che in un periodo così complicato in cui la pandemia è in atto, ci sta cambiando le abitudini e i comportamenti di tutte le persone, sia a livello personale che a livello lavorativo, il coordinamento donne delle pari opportunità di CISL Belluno Treviso, insieme alla segreteria, ha voluto approfondire la situazione del lavoro, dell'occupazione, del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori, per capire se ci siano e quali siano le disparità di genere e quanto sia ancora lontana nel mondo del lavoro sia bellunese che trevigiano la parità di salario, di opportunità e di trattamento. Soprattutto ci premeva capire se come la pandemia avesse modificato o ampliato i temi e le disuguaglianze già in larga parte preesistenti prima della pandemia. Il nostro report inizia analizzando la situazione demografica e i tassi di scolarizzazione e formazione delle donne e degli uomini nelle 2 province. Prosegue poi con l'approfondimento di alcuni indicatori qualitativi e quantitativi del tessuto lavorativo e occupazionale, come la creazione e la cessazione dei rapporti di lavoro, i distretti produttivi ed infine il gender pay gap. Elementi che aiutano a individuare le differenze tra il lavoro femminile e il lavoro maschile negli ultimi 15 anni. Nell'ultima sezione dello studio poi approfondiamo la situazione delle commissioni pari opportunità sia del comuni del Bellunese che del Trevigiano. A questo proposito noi riteniamo che questi organismi siano strumenti troppo spesso percepiti come desueti, molte volte sottovalutati e ancora oggi considerati più come una semplice formalità, anziché elementi necessari per la costruzione di una società che parifichi le condizioni di partenza per le donne e per gli uomini, a prescindere dai carichi familiari e del contesto sociale. Purtroppo questo studio, lo vedrete poi, cristallizza con desolante certezza scientifica quanto sia ancora lontana la parità di genere e la parità di accesso e di opportunità per le donne del mondo del lavoro. Ma adesso i nostri 2 ricercatori vi spiegheranno ed entreranno nei dettagli della ricerca. Grazie mille. Grazie Alessia, e allora lascio subito la parola al dottor Stefano Dal Pracaputo e al dottor Francesco Peron di Fondazione Corazzin. A voi la parola. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti, grazie mille ovviamente per la possibilità. Io parto anche abbastanza velocemente, nel senso che Alessia ha già fatto un'ottima introduzione, quindi non mi soffermo più di tanto. Ovviamente il tempo è limitato, quindi correremo un po' e vi porteremo, faremo questo percorso insieme fatto di dati, fatto di grafici e di riflessioni anche, che però lascerò poi magari in un secondo momento anche a voi. Come diceva Alessia, appunto, l'argomento è importante ed è anche molto ampio, quindi abbiamo deciso di affrontarlo da un punto di vista numerico per una serie di argomenti che sono quindi demografia, formazione, le occupazioni, il gap salariale e qualche proposta per il futuro.
Noi di solito iniziamo con la demografia, che è un tema un po' particolare, potrebbe magari non sembrare essere direttamente collegato a quello, al tema principale di questa serata, però è altrettanto vero che conoscere il territorio, la sua composizione e il suo andamento in una serie storica ci permette anche di fare una serie di riflessioni più ampie, perché ci permette di capire quali sono le necessità. La demografia è un po' lo specchio dei bisogni di welfare di del territorio che stiamo andando ad analizzare. E quindi la prima slide che vi propongo è una slide sul numero di residenti, cioè banalmente sulla popolazione della provincia di Treviso. Allora, che cosa vediamo? Noi abbiamo preso come arco temporale il 2010 e siamo riusciti ad arrivare al 1 gennaio 2020. E vediamo che la popolazione in realtà è in crescita, perché è cresciuta di circa 5.000 unità, passando da 883.000 del 2010 a 888.000 nel 2020. Non facciamoci ingannare da questo picco negativo del 2012, che è dato principalmente da una pulizia del dato Istat dopo il censimento del 2011, quindi cerchiamo di immaginarla come una curva sostanzialmente piatta, in crescita leggera, ma comunque costante. Questo è comunque, non è una cosa scontata. Questa ricerca faceva riferimento anche al territorio di Belluno, per esempio, che metteva in luce invece una decrescita importante e anche costante nel tempo. Questo andamento positivo non dobbiamo darlo per scontato e lo possiamo vedere bene nella prossima slide. Che cosa ci dice? Abbiamo iniziato a calcolare anche il saldo naturale, cioè la differenza tra i nati e i morti di un territorio. E vediamo bene come a partire dal 2015, dopo un periodo di costante diminuzione del saldo, il saldo ovviamente mette in luce la differenza nati meno morti, quindi nel momento in cui diventa negativo vuol dire che ci sono stati più morti rispetto ai nati in provincia di Treviso. E questo saldo purtroppo inizia a diventare negativo a partire dal 2016, con un trend che si sta consolidando in discesa in maniera abbastanza evidente. Quindi quella curva che prima abbiamo visto in leggera crescita non è detto che continuerà con questa tendenza. Ovviamente il saldo naturale è influenzato in parte da un invecchiamento della popolazione, e lo vedremo a breve, ma dall'altra parte anche da una diminuzione delle nascite, e questo è per esempio un argomento strettamente connesso con l'argomento di questa sera. Parlando però di invecchiamento della popolazione, lo possiamo vedere bene nella prossima slide. Che cosa vediamo? Abbiamo fatto 100 la popolazione nel 2010 e abbiamo rifatto 100 la popolazione della provincia di Treviso, ovviamente, nel 2020. Vediamo bene un fenomeno. Nel 2010, che sono le barre in verde chiaro, la maggior parte della popolazione era racchiusa all'interno della fascia 40-49 anni, con il 16,8% del totale, a cui seguiva la fascia 30-39 anni con il 15%. Bene, nel 2020 che cosa è successo? La maggior parte della popolazione era chiusa nella fascia 50-59 anni, a cui segue la fascia 40-49. In solo 10 anni la popolazione si è spostata di un decennio, così come potete vedere anche tutte le fasce over 50 si sono spostate, sono cresciute in maniera anche piuttosto importante. Ora, al di là del fatto dell'invecchiamento della popolazione, che lo sappiamo è un fenomeno abbastanza conosciuto, io quello su cui vorrei farvi riflettere, su cui mi soffermerei, è la rapidità con cui avviene questo cambiamento. In soli 10 anni, appunto, la popolazione è invecchiata di un decennio. Quindi se noi dovessimo ritrovarci qui fra 10 anni, forse la domanda che dobbiamo farci è: se questa è la progressione che abbiamo, dove saremo fra 10 anni e di quanto si sarà ulteriormente spostata la popolazione se questo trend non viene invertito. E perché parliamo di invecchiamento della popolazione? Perché la demografia in questo caso ci viene in aiuto e ci porta a parlare anche dell'argomento che poi sarà oggetto di analisi nel prossimo capitolo, cioè il mercato del lavoro. In che modo la demografia e il mercato del lavoro si intrecciano? Beh, se noi consideriamo la popolazione che potenzialmente è in età lavorativa, la popolazione che è potenzialmente in età pensionabile e quella fascia di popolazione che invece sta studiando ma che andrà a essere da ricambio per la generazione lavorativa, vediamo anche qui quell'invecchiamento di cui abbiamo parlato prima. Quindi abbiamo una fascia 0-14 anni, cioè quei ragazzi che studiano e che sono lì per entrare nel mondo del lavoro, che sono passati dal 15 al 13,7%. Quella popolazione potenzialmente attiva che ha perso 2 punti percentuali, passando dal 66 al 64,
invece quella fascia potenzialmente in età pensionabile che è cresciuta di 3,5 punti percentuali, dal 18,8 al 22,3%. Questo per dire cosa? Anche il rischio che venga a mancare quel tacito patto generazionale che garantisce quel momento di lavoro e il momento di pensione, se appunto non si interviene in questo trend. Questa cosa viene poi ulteriormente messa in luce nella prossima slide, dove vediamo l'indice di vecchiaia, ed è un po' la stessa cosa, nel senso l'indice di vecchiaia che cos'è? È un rapporto tra la popolazione over 65 e la popolazione di età 0-14 anni. Più si alza questo indice, più c'è una sproporzione verso la popolazione over 65. Come vediamo anche in questo caso, Treviso cresce di 40 punti indice sia per i maschi che per le femmine, con le femmine che hanno un indice ancora più alto, e questo è legato anche all'aspettativa di vita più alta delle donne rispetto agli uomini. E con questo abbiamo fatto una piccola parte introduttiva legata alla demografia. E iniziamo quindi continuiamo il nostro percorso che abbiamo costruito parlando di formazione. Perché abbiamo immaginato che questa persona residente, prima di poter entrare nel mondo del lavoro, ovviamente dovrà fare un percorso di formazione. E qui iniziamo a parlare anche bene della differenza del gap gender di cui parlavamo prima. E diciamo che fatto 100 la popolazione maschile in Veneto, questo è solo il dato Veneto, e fatto 100 la popolazione femminile, notiamo come per il mondo femminile ci sia tendenzialmente una preparazione più elevata, cioè ci sia il 16% della popolazione che ha una laurea o un post laurea, contro un 12,9% per i maschi. Questo dato viene poi confermato anche nella prossima slide, che ci dice come l'abbandono prematuro agli studi, sempre per la regione, il dato è sempre Regione Veneto, nel periodo 18-24 anni, cioè in quel periodo in cui si vanno a fare le scelte di percorsi di studio più lunghi, sia più basso per le donne, 7,6%, contro quella maschile al 9,2%. Quindi diciamo che mediamente le donne sono anche più formate rispetto agli uomini. E questo per dare l'introduzione e iniziare a parlare in maniera più precisa del mercato del lavoro. In particolare parleremo di occupazione, un pochino di assunzioni, per cercare di far vedere questa differenza. Allora, che cosa vediamo? In questo caso abbiamo inizieremo a parlare del numero di occupati, quindi over 15 anni, e lo vediamo divisi per sesso. Molto bene. Guardate, il 2004 abbiamo preso una serie storica molto lunga. Siamo partiti dal 2004, un mondo che 16 anni fa era completamente diverso da quello di oggi, un mondo del lavoro completamente differente. E vediamo queste due linee che tendenzialmente sono sempre con un'occupazione femminile sempre al di sotto di quella maschile, però che hanno un andamento abbastanza simile, abbastanza lineare. Quello che è un po' più interessante probabilmente però, più che l'andamento del numero di occupati, è il tasso di occupazione. Io qui, più che fare un commento, mi limito a farvi vedere i differenziali tra i tassi di occupazione tra il mondo maschile e il mondo femminile. Nel 2004, quando appunto abbiamo detto che questo mondo del mercato era molto diverso da quello di oggi, c'erano 24 punti di differenza. Nel 2010 eravamo appena usciti da quella crisi economica del 2008 che aveva impattato pesantemente nel mercato del lavoro, e i punti di differenza erano diventati 25. Nel 2012 la situazione inizia a stabilizzarsi, le due curve iniziano a correre parallele, un pochino rivolte verso l'alto, verso una crescita, ma sempre parallele e quindi distanziate, quindi 20 punti di differenza nel 2012, 20 punti nel 2015, scendono a 18 punti nel 2017, dove c'era stato il piccolo positivo per gli occupati maschili. Nel 2019 questo differenziale cala, ma non perché siano cresciute quelle maschili, ma semplicemente perché è diminuita quella, scusate, non perché sia cresciuta quella femminile, ma perché è diminuita quella maschile, e nel 2020, nel momento in cui impatta il Covid, ritorna a crescere il differenziale con 16,7 punti di differenza. Un po' come dire che il mercato del lavoro
è sempre più sensibile alle crisi per quanto riguarda il lato femminile piuttosto che quello maschile. Anche qui il dato qui è italiano e vedete come queste due curve siano molto parallele, però questa volta abbiamo il dettaglio mensile dell'anno 2019 e del 2020. Non si vede tantissimo, però se fate attenzione vedrete come nel 2020, nel momento in cui impatta il Covid, queste due curve ricominciano il loro allontanamento, con una curva maschile che sicuramente sente il Covid, anche lei lo subisce, ma rimane sostanzialmente a livelli abbastanza, recupera velocemente, rimane sui livelli del 2019, mentre contro una curva femminile che lo subisce di più e tende a rimanere poi più bassa rispetto a quella maschile. E infine un brevissimo accenno anche alle assunzioni, di cui comunque poi parlerà prossimamente nel prossimo intervento anche la dottoressa Bertazzon, quindi non andiamo ad approfondire più di tanto, però è interessante vedere come il Covid abbia ovviamente impattato a livello di assunzioni dipendenti, che sono a livello di provincia di Treviso sono scese, sono passate dalle 136.000 del 2018 alle 101.000 del 2020, e molto molto interessante secondo noi questa divisione tra le assunzioni maschili e femminili divise per trimestre, sempre provincia di Treviso, dove si vede molto bene come a partire dal 2012, quando appunto si stabilizza un po' la situazione del post 2008, di quella crisi del post 2008 che tanto aveva impattato nel 2009, mentre il mercato del lavoro maschile torna a correre ad una certa velocità, guardate come la curva invece per quanto riguarda le assunzioni dipendenti donne, sì, sicuramente segue lo stesso andamento, ma la segue in maniera un po' più piatta, creando appunto questo stacco tra il periodo 2012-2018. Lascio la parola al mio collega Stefano che seguirà invece la seconda parte della presentazione. Sì, cerchiamo di stare entro i tempi, quindi prendo i 7 minuti, così poi anche per correttezza. Questa ve la faccio vedere velocemente, è una tabella che analizza il Global Gender Gap, che sono una serie di parametri, solo per dirvi che come Italia siamo vicini alla Thailandia, alla Georgia, al Suriname, cioè vuol dire che partecipazione delle donne in politica, partecipazione delle donne nell'occupazione del mercato del lavoro e in altri settori, la Germania per esempio, che è un paese a noi vicino, è in 10ª posizione con un parametro che è 0,78, l'Italia invece ha un gap e già si vede qui rispetto agli altri paesi, ma andiamo a vedere i dati che magari più vi interessano sulla provincia di Treviso. Francesco diceva prima ci sono molte più donne laureate, tendenzialmente la formazione è maggiore per il settore femminile. Quindi tecnicamente ci si aspetterebbe che, questo è un primo dato, i titolari di impresa dovrebbero essere tendenzialmente più donne che uomini, invece aggiungendo questo dato agli altri ai dati che Francesco vi ha già accennato sul tema dell'occupazione, dove le donne sono decisamente di meno, e delle assunzioni dove le donne sono decisamente di meno, anche in questo caso gli uomini sono di più. Qui vediamo un fenomeno che riguarda il tema del part-time e delle assunzioni part-time. Vedete come in generale nella provincia di Treviso siano molto di più quelle femminili rispetto a quelle maschili, e qui diciamo si apre un altro tema, ovvero un discorso diciamo buono, positivo, è il fatto che una donna possa scegliere se fare un part-time, avere un contratto part-time o meno. In questo caso il fatto che ci sia una differenza così ampia tra il genere maschile e quello femminile vuol dire che non è tanto un diritto quello a cui stiamo assistendo, ma più a una, chiamiamolo così, costrizione, o comunque ci sono dei problemi che vanno appunto analizzati. Un discorso se il part-time viene scelto perché si vuole stare con la famiglia, un altro discorso è come vediamo se in realtà poi il part-time ricade completamente sul mondo femminile, anche perché poi cosa accade? Che quando c'è una crisi le assunzioni diminuiscono e tendenzialmente diminuiscono i contratti più precari, come chi è un part-time e un contratto più fluido. Qui vedete difatti il full-time che è a prevalenza maschile, vedete come c'è stato poi, come diceva Francesco, dal 2014 questa grande divisione, e non è un dato
positivo. E qui c'è un elemento sicuramente interessante, cioè abbiamo detto che ci sono meno occupate donne, ci sono meno assunte donne, abbiamo detto che le imprenditrici sono di meno, abbiamo visto come tendenzialmente il mercato del lavoro sia più sfavorevole alle donne. Nonostante tutto questo c'è anche questo tema, cioè il confronto della retribuzione lorda oraria, cioè tradotto, un uomo un maschio a Treviso guadagna circa 14,79 euro in media per ora lavorata, una donna a parità di lavoro, perché questo è il tema, a parità di lavoro, a parità di posizione, ne guadagna 13,28. E quindi vedete come ci sia uno scarto di 1,50 euro che se poi andiamo a moltiplicarlo per 8 ore lavorative, per 4 ore lavorative, per i 30 giorni del mese e così via, diventa uno scarto importante. Abbiamo aggiunto i dati sul centro antiviolenza perché giustamente è il tema anche di oggi, vado veloce, ancora 3 minuti. Allora, qui sono le chiamate valide al 1522, dato nazionale, quindi il numero antiviolenza. Ci ha colpito ovviamente il dato del 2020 perché sono aumentate tantissimo, qui stiamo parlando di dato nazionale, sono passate da 13.400 del 2019 a 23.000 del 2020. Quindi di colpo si è tornati indietro di parecchio. E di quanto si è tornato indietro, l'altro dato interessante è che siamo tornati al 2013. Anche in questo caso il 2013 che anno era? Un anno di crisi. Quindi oltre a tutti i problemi che vi abbiamo un po' elencato, un altro fenomeno sicuramente da studiare è il fatto che nei momenti di crisi, ovviamente in questo caso anche con il lockdown, le chiamate, quindi al numero antiviolenza, sono aumentate. Qui vediamo il dato regionale che è sostanzialmente in linea con quello nazionale, siamo vicini ai dati del 2013, però vedete l'aumento rispetto al 2019. E qui abbiamo un po' provato a riassumere che cosa? Le chiamate al 1522 sono queste barre in rosso con il dato delle assunzioni a Treviso. Vedete che c'è una correlazione tra cosa? Tra le assunzioni, quindi quando aumentano le assunzioni diminuiscono le chiamate al centro di violenza, quando diminuiscono le assunzioni, quindi quando diminuisce l'apporto delle donne nel mercato del lavoro, quando una donna non è più libera di lavorare, aumentano le chiamate al 1522. Qui poi avevamo altre analisi, aumentano per alcune fasce più che per altre, però insomma non mi dilungo troppo. Tenete conto solo che chi si è ritirato dal lavoro, diciamo come categoria, ha aumentato la chiamata al 1522 del 102%. Capite bene che qui c'è un fenomeno molto importante. E qui l'abbiamo insomma messe per ordine, quindi studentesse ritirate dal lavoro e disoccupate in cerca di lavoro, vedete come aumentano le chiamate al 1522. E concludo velocemente con queste ultime due slide. La prima della ricerca è questa, cioè la distribuzione delle commissioni pari opportunità nei comuni della provincia di Treviso. Dove è rosso vuol dire che non ci sono, dove è in giallo vuol dire che ci sono ma manca la parte sindacale, e dove è in verde ci sono, diciamo, in maniera totale. Al di là del singolo comune, quello che ci interessa farvi vedere è che nonostante il tema e i temi siano importantissimi, vedete come poi le commissioni pari opportunità anche nel territorio manchino sostanzialmente. E su questo ovviamente la CISL sta già facendo un lavoro per coinvolgere i comuni. Ovviamente non vuole essere un giudizio sul singolo comune, ma è per farvi capire come nonostante il tema sia sentito, poi ci sia questo problema qui. Concludo con l'ultima, così siamo anche nei tempi. È un dato, secondo me, un racconto simpatico sull'importanza dei dati del genere. Parliamo di un comune della cittadina svedese, quindi un comune in Svezia. Approvano una normativa sulla parità di genere. Ogni provvedimento quindi deve essere trattato con un'ottica di parità. Un funzionario ironizza sul fatto che anche il piano neve deve essere trattato in questo modo. Sì, perché analizzano i dati e che cosa scoprono? Che gli uomini tendenzialmente si muovono in maniera più da casa a lavoro e da lavoro a casa, mentre le donne tendenzialmente si spostano di più per andare ad accudire i propri genitori, per accompagnare i figli a scuola e così via. Che cosa succede? Che cambiando questo piano neve, quindi anche un comune può fare delle piccole cose che poi sono grandi, e dando sostanzialmente il sale prima nei marciapiedi, nei luoghi pubblici e dopo nelle strade,
che cosa succede? Che gli accessi negli ospedali per incidenti diminuiscono, si risparmiano soldi e quindi il piano neve può essere allargato a tutti. Il piano iniziale, concludo con questa frase, non era maschilista, non c'è un piano neve maschilista, ma non era realizzato con i dati di genere. Quindi delle volte anche avere dei dati come quelli un po' che vi abbiamo mostrato, suddivisi per genere, può essere uno strumento utile per analizzare, per fare delle cose che possono fare bene a tutti e due i generi. Grazie. Grazie davvero sia a Francesco che a Stefano. Il bilancio di genere è un sogno dei comuni, di tanti comuni, dei comuni dove c'è la Commissione Pari Opportunità, dove si crede veramente nel poter arrivare quanto prima alla parità. I dati che ci sono stati presentati hanno evidenziato, e noi lo vediamo anche attraverso i numeri del nostro CAV, come effettivamente la mancanza di lavoro o la diminuzione di autonomia comunque finanziaria abbia poi una diretta ricaduta anche sui casi di violenza. Il nostro centro antiviolenza l'anno scorso ha registrato oltre 200 prese in carico, gli accessi sono stati molto di più. È vero che non riguardano solo Vittorio Veneto città, ma che riguardano il nostro distretto, però sono tante, perché sono 200 donne vere che hanno subito e stanno subendo violenza, quindi bisogna sempre tenere alta l'attenzione. Io approfitto per invitare tutte voi e tutti voi che ci state seguendo per diffondere la notizia che esistono i centri antiviolenza, sono dei luoghi assolutamente sicuri dove la donna viene accolta, viene accompagnata in tutta la fase della sua rinascita, come mi piace dire. Ecco, di una storia di rinascita ci parla ora Katiuscia Bonato, in questa storia verosimile, come ho detto all'inizio, basata su storie che provengono dal nostro CAV. Quindi vi lascio alla voce di Katiuscia Bonato. La tua libertà economica sarà la tua libertà. Mi chiamo Rosa Marco e sono innamorata dell'amore. Sono cresciuta in una bella famiglia, normale, e mi sono sempre sentita amata e protetta. Anche se sono nata femmina, mio papà mi ha sempre spinta a puntare in alto, a cercare nella realizzazione personale la mia felicità. Mio papà faceva un lavoro normale, non di quelli di cui si sente parlare al telegiornale, normale, e non ha mai fatto mancare niente alla famiglia. Anche mia mamma ha sempre lavorato. Mi diceva: tutti dobbiamo contribuire all'andamento familiare, ognuno con i propri mezzi, ognuno deve fare qualcosa. Chi vuole studiare, studierà e quello sarà il suo lavoro. Chi vuole lavorare, lo farà e quello sarà il suo lavoro. Quindi io sono cresciuta serenamente, avendo ben chiaro in testa questi principi. Ho voluto studiare e mi hanno sostenuta in tutto e per tutto. Mi sono laureata in chimica, anche se in molti mi dicevano: ma cosa sei andata a scegliere? Fai qualcosa che abbia uno sbocco nella vita. I miei genitori, invece, mi hanno sostenuta anche in questa scelta particolare e mi dicevano: se metti passione in quello che fai, farai la metà della fatica. E così ho seguito la mia passione. Durante l'università ho incontrato Claudio e sì, ci siamo innamorati. Lui lavorava in un locale che frequentavo spesso con le mie amiche e non era solo bello, mi faceva ridere, mi faceva tanto ridere, alleviava tutti i miei cattivi pensieri e sapeva fare una magia. Diceva la cosa giusta al momento giusto. Insomma, solo per questo valeva tanto oro quanto pesava. Mi ha sempre sostenuta e io ho portato a termine i miei studi in maniera brillante. A quel punto, che fare? Ci amavamo tantissimo. Lui aveva il suo bel lavoro ed io ero piena di entusiasmo ed energia, pronta per buttarmi finalmente nel meraviglioso e tanto agognato mondo del lavoro. Avevamo l'età giusta e Claudio un giorno mi fa la domanda fatidica:
Mi vuoi sposare? Ah, mamma mia, che emozione! Mi mancava il fiato dalla felicità, ma allo stesso tempo ero piena di dubbi. Forse siamo ancora troppo giovani? Meglio aspettare ancora un po'? Era giusto che io mi trovassi un lavoro prima di fare il grande passo. Ma Claudio ha saputo dire la cosa giusta al momento giusto anche quella volta. Rosa, abbiamo un dono prezioso, il nostro amore. Siamo giovani e pieni di forza. Adesso lavoro io e quando anche tu troverai il lavoro che fa per te, inizierai a contribuire anche tu. Ma adesso sposiamoci, io voglio vivere con te, voglio svegliarmi con te tutti i giorni. Tu sei il mio amore. Beh, che dire, mi ha convinta. All'inizio non è stato facile perché lui, lavorando in un locale, usciva sempre di casa il pomeriggio e io la sera stavo da sola. Lui al mattino doveva dormire e io approfittavo per pulire la casa, fare la spesa, piccole commissioni, banca, posta, vabbè, e soprattutto mandavo mail e curricula alle aziende che mi interessavano. Insomma, conducevo una vita pressoché normale. Non era facile però trovare lavoro. Molti mi dicevano che avevano il personale al completo e io mi prodigavo a dire che ero disposta all'inizio ad andare anche part-time o come stagista pur di entrare in contatto con quella realtà. Io credevo nelle mie capacità e sapevo che se mi avessero vista all'opera mi avrebbero dato sicuramente un'opportunità. Ma niente, le risposte erano sempre le stesse. Mi dispiace, le posizioni sono occupate. E quando dicevo che sul sito c'era scritto che cercavano personale, mi rispondevano che avevano appena trovato. Finalmente un giorno ricevo la telefonata della mia vita. Lei rispecchia il profilo che stiamo cercando e ci piacerebbe farle un colloquio. Ah, mi sono preparata in pompa magna e ci ho impiegato un'ora a scegliere i vestiti, né troppo vistosi, né troppo poco, né troppo truccata, né troppo poco se no sembri sciatta, i capelli meglio sciolti o raccolti. E se raccolti comunicassero che sono troppo rigida? E se sciolti comunicassero che sono troppo disinvolta? La gonna? No, la gonna è misura giusta ovviamente. Mai scoprire il ginocchio al primo appuntamento. E una collanina? Una collanina sarà concessa, dai, il punto luce che mi ha regalato mio papà alla laurea, dai, non può che andare bene. Le perle, dai, sono un grande classico, perfette. Insomma, eccomi pronta, sono gasatissima, ho tutto chiaro in testa, so cosa dire, so cosa non dire. Devo solo fare il colloquio e il lavoro sarà mio. Allora vado, entro, mi siedo in modo super professionale. Ho letto molte cose sul linguaggio del corpo e mi ricordo tutto. E lui comincia a parlarmi, mi fa tutte domande che mi aspettavo e rispondo in modo brillante. Sono davvero orgogliosa di me. Temevo che l'emozione avrebbe giocato brutti scherzi e invece dopo il primo momento, insomma, sono andata come un treno. Mi piace troppo quello che faccio e la passione mi ha fatto superare la paura. Dai, è fatta, penso. E poi lui mi dice... un'altra domanda, signora. Lei è sposata? Sì! Rispondo io con un sorriso a 40.000 denti. Ah, e avete intenzione di fare figli? Ma certo, penso io un sacco. Anche Claudio li vuole. Ma mi blocco. Dentro di me risuona una vocina strana. Ma che razza di domanda è? Sono qui per parlare di polimeri, non di figli. E lui ripete la domanda. Scusi signora, avete intenzione di fare figli? Mi scusi, non capisco. Cosa c'entri la mia vita privata a un colloquio di lavoro? Comunque sì, ci piacerebbe avere dei figli prima o poi, se avremo la fortuna di averli. Benissimo signora, abbiamo tutti gli elementi per una valutazione, le faremo sapere. Arrivederci. Grazie. Esco dall'ufficio, non ero più contenta come prima, avevo una strana sensazione, confermata purtroppo da una mail ricevuta qualche giorno dopo, in cui mi veniva detto che la mia posizione non era più disponibile.
Ma Claudio, cosa avrò sbagliato? Ti assicuro che ho risposto a tutto, ero preparata su tutti gli argomenti che mi hanno sottoposto. Non ti preoccupare, amore mio, era solo un colloquio. Vedrai che andrà bene la prossima volta. Eh no, penso io. Claudio questa volta non ha detto la cosa giusta al momento giusto. Ma non glielo dico. Ho pensato che forse ero io troppo nervosa e che desideravo talmente un lavoro da perdere il contatto con la realtà. Dopo qualche tempo arriva un'altra proposta di lavoro, una mail in cui mi veniva detto che erano interessati alla mia specializzazione e che volevano incontrarmi. Stessa preparazione di 2 ore, vado carica come un missile, busso alla porta, entro e mi trovo davanti un tizio che mi guarda sbigottito e mi dice «Scusi signora, lei chi è?» «Sono qui per il colloquio». Scusi, noi stiamo aspettando il signor Marco Rosa». Sono io, Rosa Marco». Ah, scusi, deve esserci stato un malinteso. Noi aspettavamo il signor Marco Rosa. Ho capito. Ho capito tutto, ma mi scusi, già che sono qui mi avete chiamato perché siete interessati alla mia specializzazione, quindi potrei... sì, in effetti signora, non è facile trovare un esperto nel suo campo, ma allora sono qui. Guardi, scusi, è un lavoro troppo duro per una donna? Ma no, non è solo questo, poi è che lei è anche così giovane, guardi, mi dispiace, non è quello che stiamo cercando, arrivederci. Torno a casa, non ho più lacrime. Stavolta Claudio ha addirittura uno strano sorrisetto. Io mi irrigidisco e lui mi dice: «Ma dai cara, non fare così, te lo avevo detto che non sarebbe stato facile per te». Per me? Cosa vuol dire per me? Sono brava, sai? Mi sono laureata a pieni voti, ero la più brava del mio corso, anche dei maschi. Se stai insinuando che non sarà facile perché sono una donna, guarda che... Senti cara, lasciamo perdere, so che con te questo argomento è intoccabile, ti arrabbi subito e poi finisce che litighiamo. Ormai non facciamo altro. Tu e la tua ossessione per il lavoro. Ma come? Che ossessione? Senti, lasciamo perdere. Io adesso vado a lavorare. Potresti andare a fare la spesa, per favore? Abbiamo il frigo vuoto. Va bene. Compro l'arrosto? Ti piace tanto? Magari potrei farlo per domani. Senti, lascia perdere. Prendi un po' di uova, un po' di verdura. Stiamo spendendo troppo ultimamente. Dobbiamo tirare un po' la cinghia. Ciao, io vado a lavorare. E se ne va. È così dura sentirsi inutili. È così dura sentire di valere qualcosa e non poterlo esprimere. È così dura avere voglia di fare qualcosa e non poterlo fare. A quel punto mi sono messa a cercare qualunque cosa. L'importante è lavorare, mi dicevo, poi sicuramente un giorno troverò quello che fa per me, ma intanto devo fare qualcosa, mi farà sentire utile. E finalmente quel giorno arriva. Vado a lavorare nel supermercato dove normalmente faccio la spesa. È un part-time, ma per cominciare va benissimo. Solo che è di pomeriggio. E a quel punto iniziano ad accadere cose strane tra me e Claudio. Discorsi che prima non avevamo mai fatto, tensioni che fino a quel momento non c'erano mai state. Io non lo so, non capisco. Senti Rosa, ma perché devi accanirti con sta storia del lavoro? Ne parli come se fosse un capriccio. Guarda che non è facile, sai? Io lavoro di pomeriggio e di sera, per cui la mattina dormo. Il mio lavoro è molto buono, io lo faccio da anni, sono anche salito di grado. So che è faticoso perché abbiamo le giornate invertite, ma mi pagano molto bene. Se tu vai a lavorare di pomeriggio capisci che così non ci incrociamo più. Lo so, Claudio, hai ragione, però mi fa sentire importante questo lavoro. Mi fa stare bene poter contribuire al ménage familiare. Ma che contribuire? Ma che ménage con quei 4 soldi che porti a casa? Ma cosa vuoi contribuire? Claudio, mi stai offendendo. E poi anche tu hai detto che stiamo tirando la cinghia. Io vorrei fare la spesa senza controllare maniacalmente tutti i prezzi. E vorrei togliermi anche qualche sfizio. Sì, sono umana. Capisci quanto è umiliante doverti chiedere 10 euro per comprarmi un libro o andare a bermi un caffè? Guarda Rosa, sei sempre stata viziata. Io lo sapevo quando ti ho incontrata, che saremmo arrivati a questo punto.
I tuoi ti hanno sempre messo in testa strane idee e questo è il risultato. La chimica. Ma ti rendi conto? Mi immagino le risate di quando ti vedono arrivare. Claudio, hai davvero esagerato questa volta. Questo è davvero troppo. Tu non hai nessun diritto di umiliarmi così. Io sono stanca. Guarda che me ne vado, eh? Ah sì? E dov'è che vorresti andare che non hai neanche un euro per pagarti un caffè? La chimica. E adesso che fai? Non hai una casa, non hai niente. E con quei 4 soldi che guadagni ti ci compri a stento la carta igienica. Ma ci pensi a quando avremo un figlio? Chi dovrebbe occuparsene? Io? Senti, sono stufo, vado al lavoro. E quando torno, vedi di farmi trovare la casa decente, che sembra un porcile. Manco della casa sai più occuparti. E se ne va, sbattendo la porta, mi sembra di impazzire. Ma cosa sta succedendo? Ma dov'è l'uomo gentile e premuroso che ho sposato? Sono 2 anni ormai che va avanti così e non ce la faccio più ad essere umiliata. Ormai non sento neanche più amore. Ha ragione lui. Tutti i suoi discorsi non fanno una piega. Io sono in trappola. Senza soldi, senza lavoro, io non so dove sbattere la testa. Io me ne devo andare da qui, ma come? Mi sento soffocare, non c'è una via d'uscita. Lavorare. Devo assolutamente trovare un lavoro di qualunque genere. Io mi sento così inutile, devo ricominciare da capo. Ecco, farò così. Tornerò al supermercato e chiederò se posso lavorare a tempo pieno e già sarebbe un risultato. Se mi diranno di no, continuerò a lavorare part-time e a usare il resto del tempo per cercare altro. Io voglio una casa, voglio riuscire a pagarmi un affitto. E perché no? Magari un giorno riuscirò anche ad accendermi un mutuo e magari un giorno riuscirò anche a trovare un lavoro nel mio campo. Ma di certo io non mollerò. Ma per ora accetterò qualunque proposta. La mia libertà è forse più importante dei miei sogni. E nel frattempo io non posso più vivere con Claudio, mi fa troppo male, mi sento piccola, inutile, umiliata. Io non sono così, io sono molto più di così, io valgo molto più di questo. Forse potrei tornare dai miei, sono sicura che mi accoglierebbero a braccia aperte, ma sono io che mi vergogno a tornare indietro. Ma forse per un po' potrei mettere da parte anche l'orgoglio, finché non tornerò a camminare con le mie gambe. Chissà. E quando riuscirò a raggiungere l'indipendenza economica, quella sarà la mia libertà. La mia libertà economica sarà la mia libertà. Grazie a Katiuscia che è riuscita anche questa sera ad emozionarci, purtroppo toccando molti temi che ci stanno particolarmente a cuore e sui quali potremmo e vorremmo continuare a discutere e senza dubbio lo faremo. Ecco, il tema dell'indipendenza economica, come abbiamo già detto più volte questa sera, sta alla base ed è, o perlomeno è uno dei temi che possono aiutare le donne davvero a poter scegliere. Tutte noi abbiamo diritto di scegliere, tutte noi e tutti noi abbiamo diritto di scegliere ed avere il lavoro, essere economicamente indipendente ci può aiutare in questo. Quindi vediamo cosa hanno fatto queste 2 donne che portano questa sera la loro esperienza nella loro vita. Sono 2 storie completamente diverse. La prima, quella di Katie Mastorci, è la storia di una donna che si è rimessa in gioco prima del Covid, quindi in una situazione diversa da quella attuale. Katie ha una bellissima storia perché si è laureata in biotecnologie a Padova, ha fatto un dottorato in Svizzera, ha lavorato al CRO di Aviano, ha fatto la ricercatrice, ma ad un certo punto ha deciso di lanciare il cuore oltre l'ostacolo. E lo ha fatto dedicandosi a quella che era la sua passione, come ci racconterà, cioè la natura e, udite udite, le pecore. Katie è riuscita ad aprire un'azienda agricola bio, dove si occupa anche di ovicoltura, la VTOVitech, che ha sede tra l'altro qui vicino, in uno dei nostri paesi a Fregona.
E Katie è una donna completa perché al di là del lavoro è riuscita a costruire una bellissima famiglia e non si è fatta mancare nemmeno un altro aspetto che personalmente ritengo strategico nell'impegno di tutti noi, nella vita di tutti noi, cioè l'impegno sociale. Katie infatti è anche vice sindaco di Fregona. Ecco Katie, ho letto una tua dichiarazione dove dici: quando arrivo al pascolo la fatica passa e mi si apre il cuore. Spiegaci com'è possibile tutto ciò. Sì, intanto grazie, buonasera a tutti e grazie anche dell'invito per portare la mia testimonianza questa sera. Guarda, ti dirò che è una frase che ho ripetuto anche oggi pomeriggio, forse ero a fare un minimo di spesa e ho proprio detto per fortuna che ho il pascolo e le pecore, perché è un momento in cui mi rilasso e che soprattutto adesso, in questa situazione di pandemia, con i bambini a casa, dove coniugare il tutto è ancora più difficile, è veramente un momento per me necessario. Ma è un momento che in generale negli anni mi ha insegnato come in realtà bisognerebbe un po' tutti frenare e ritornare al ritmo della natura, perché i ritmi della nostra vita sociale sono veramente forse diventati troppo frenetici. La natura insegna e anche in questo caso fa bene sia psicologicamente che fisicamente, che proprio al fisico. E quindi per me è diventato un momento necessario della giornata. Che poi... Vai, scusa. Che poi dopo ho preso anche freddo, quindi sentite la voce, la voce così, la tosse, però è veramente... Scusa, leggendo un po' la tua storia mi ha molto colpito vedere questo cambiamento, perché alla fine eri lanciata verso una carriera di ricercatrice dove senza dubbio diciamo, gli stimoli per chi ha studiato come tu hai fatto non sarebbero mancati. Cos'è che ti ha fatto ripensare e così da cambiare completamente quello che poteva essere il corso della tua vita? Ma allora, un po' devo dire che apparentemente completamente, perché sembrava proprio un salto in una cosa completamente diversa, dove però in realtà tutti gli studi che ho fatto li applico quotidianamente, sia nel modus operandi, sia a livello proprio biologico, microbiologico, adesso che poi avremo, spero a breve, insomma, la produzione di formaggi. Tutte le conoscenze di biologia acquisite servono e sono sempre necessarie. E quella che è stata un po' la goccia, diciamo così, che ha fatto traboccare il vaso è lo status quo dei ricercatori in Italia, perché poi parlando proprio di lavoro femminile, è uno dei lavori che più la maggior parte sono proprio donne, no? Quelle che sono ricercatrici. Nel mio laboratorio praticamente eravamo tutte donne e il capo era il medico, una figura maschile. E queste persone come me, non solo io, alla fine abbiamo dovuto fare una scelta di vita diversa, io e alcune mie colleghe, proprio perché si arriva a un punto dove, come la ragazza della storia, no, che abbiamo sentito, mette tutta se stessa, la passione e vuole fare quel lavoro lì, è un lavoro molto stimolante, quindi è comunque un lavoro che a me piaceva tantissimo, ma devi fare i conti un po' con la realtà. E cosa vuol dire? Quando vedi che i tuoi diritti non sono riconosciuti, perché vai avanti con borse di studio che da un certo punto di vista sono considerate come lavoro, ma da un altro punto di vista non lo sono, quando per esempio si tratta di che la malattia non è riconosciuta. E personalmente quello che è stato il punto centrale è la maternità. Quando io ho fatto la prima maternità, ero ancora al Cro di Aviano in borsa di studio, l'ho sospesa, me l'hanno sospesa, non ho avuto nessun riconoscimento per nessun mese di maternità. E questi sono, secondo me, dei diritti fondamentali, perché io
non faccio un piacere a me stessa quando ho una maternità, cioè io faccio un piacere è una cosa per il mondo intero. Lo Stato dovrebbe assolutamente riconoscere il welfare nelle famiglie e soprattutto adesso, cosa che non sta comunque facendo neanche in questo momento. Certamente, hai toccato dei temi particolarmente importanti e sono contenta che ci sia con noi anche la rappresentante della CISL, perché queste sono tematiche che vanno trattate territorialmente da tutti i portatori di interesse, no? Quindi non può divenire un problema tuo singolo, questo è chiaramente un problema da condividere. Io non so, ma ti vedo come proprio il simbolo di una donna che è riuscita diciamo, prima di tutto apprezzo molto, mi piace molto quello che hai detto rispetto al fatto che sei riuscita a valorizzare le tue competenze. Quindi conoscenze e competenze che noi abbiamo imparato oggi, che nei colloqui di lavoro, anche nelle aziende, non si guardano più solo gli studi che si sono fatti, ma tutta la tua storia di vita. Anche esperienze di volontariato, esperienze nei vari settori nel sociale vengono apprezzate perché dimostrano che la persona che abbiamo di fronte è una persona che ha acquisito delle competenze specifiche e anche le cosiddette competenze trasversali. Credo che tu ci stia dimostrando come l'essere stata capace di valorizzare ciò che avevi studiato in un settore completamente diverso dimostri proprio questa tua competenza di reinventarti e di valorizzare ciò che sapevi e ciò che sei. Ecco, questo credo che sia un bellissimo messaggio che noi possiamo dare a tutte le donne. E questo vale un po', penso, in tutti i settori, no? Anche il fatto che da un settore che parrebbe molto qualificante come quello della ricerca, poi tu lo abbia applicato ad un settore che ha un grande fascino, ma che è proprio legato al territorio, alla natura e anche al tuo territorio, o comunque il territorio dove hai costruito una famiglia, è un ulteriore segnale di possibilità di crescere. Questo io credo che si intenda un po' come essere imprenditrice di se stessa, non so se condividi questa idea. Sì, sicuramente. Un altro aneddoto curioso quando ho fatto quel click, no, del cambiamento, che facevo ancora, diciamo, la spola tra i due lavori, no? Stavo frequentando al centro di riferimento oncologico un corso di medicina narrativa, tra l'altro molto interessante, dove spiegavano un po' quella che è la mindfulness, che è la cosiddetta consapevolezza di sé. E quindi il fatto di essere imprenditrici di se stesse, che vale un po' per tutte le donne, no? Al di là che siano imprenditrici poi nella vita reale o meno, è fare una ricerca introspettiva, sempre come la ragazza del racconto, e capire chi vogliono essere veramente. Perché così troveranno dentro di loro delle qualità che magari non pensavano e non sapevano neanche di avere, però tirandole fuori riescono ad applicarle, magari non arrivare ai sogni, però alla libertà sì. Quello è molto importante. Sì, sono assolutamente d'accordo. Anch'io pratico la mindfulness e mi ha aiutato tantissimo proprio nel prendere coscienza di quello che si è. Non delle superwoman, ma quello che si è, che qualche volta nella corsa della vita non si era state capaci di realizzare. Volevo farti un'ultima domanda, perché probabilmente la tua storia è molto affascinante, ma molte persone che ci stanno seguendo si chiedono, vabbè, è bello fare questa cosa, ma dove l'hai trovati i soldi, la disponibilità economica per crescere? Perché aprire un'azienda agricola è un'impresa importante. Ho letto che anche lì sei riuscita a crescere un po' alla volta, no? Vuoi raccontarci com'è successo questo? Cosa ti ha aiutato? Diciamo, allora, anche un altro tema del momento è l'imprenditoria femminile a livello economico, che viene, diciamo così, riconosciuta. È stato fatto nella scorsa finanziaria il piano Donne in Campo, eccetera. Però proprio negli ultimi giorni si è visto che comunque
c'è una certa difficoltà in realtà nell'accesso al credito da parte sì, per quello che riguarda le donne, le imprenditrici e le banche. Quindi comunque quando sono andata in banca cioè, volevano le garanzie, quelle classiche. E le garanzie chiaramente io le ho avute grazie a mia madre che mi ha supportato in questo passaggio, nonostante fosse dispiaciuta inizialmente, perché chiaramente lei mi ha supportato anche in tutto il percorso di studi, quindi vedeva in me, cioè aveva un certo obiettivo, no, in cuor suo, e forse anche che andassi all'estero, perché all'estero sa che la carriera dei ricercatori è non più facile, però maggiormente riconosciuta. Però poi ha capito che io volevo fare questo e mi ha aiutato. Dopodiché tutto il resto è stato una ricerca affannosa, perché dovevo correre, perché comunque io quando ho fatto questa scelta avevo già 32 anni, 33, quindi è stata una ricerca, quelli che sono i contributi per l'agricoltura, di cui non sapevo assolutamente nulla, e anche in questo caso tutto il lavoro di ricercatrice mi ha aiutato, perché quando fai ricerca cerchi soldi, no? Partecipi ai bandi, leggi i bandi, sai leggerli, e quindi insomma ho fatto una formazione velocissima in pochi anni, tanto a volte da sapere anche più cose di chi invece fa questo mestiere da sempre e dà tante cose per scontate, no? E aggiornamenti continui, perché la formazione comunque ci vuole sempre, e quindi sono arrivata, grazie al cielo, a prendere qualche soldino tramite contributi europei che mi hanno permesso, che non è facile, ma poi non è che uno dice, ah beh, hai i soldi e fai. Cioè, devi poi comunque fare quello che dici che vai a fare, cioè sei super controllato. E quindi poi dopo Certo. Però è una grossa soddisfazione. Certo, avere un obiettivo e trovare la strada è una grossa soddisfazione. Allora, approfitto per dire un paio di cose. Innanzitutto che rispetto a questo discorso presentate le reali opportunità con o senza garanzie per il microcredito anche per donne, quindi seguiteci anche il 14 aprile su questo tema, così come quella sera verranno presentati izzati proprio l'imprenditoria femminile, però anche parleremo della formazione e dell'accompagnamento, perché per esempio, ve lo anticipo, anche noi a Vittorio Veneto abbiamo lo sportello l'Informa Città, l'Informa Vittorio Veneto, all'interno del quale ci sono delle persone, c'è del personale assolutamente formato, già in grado di aiutarci a capire come muoverci in questo grande mare della formazione, dei bandi, e ci sono dei soldi, devo dirlo, la nostra regione, la regione del Veneto, mette a disposizione tanto denaro proprio anche per accompagnarci in questo percorso di consapevolezza. Quindi, e da Katie passo ad un'altra imprenditrice di se stessa, scusa la pronuncia del tuo nome, origine polacca, benvenuta, la cui storia ho letto sui giornali. C'è stato un periodo 2 mesi fa che continuavi a comparirmi, ho detto questo veramente dobbiamo pensando. Mi è molto piaciuta la tua storia, che però non anticipo perché mi piace che sia tu a raccontarla, in questo tuo peregrinare dalla Polonia, da dove arrivi, attraverso l'Islanda fino a Venezia, per realizzare ciò che vediamo oggi alle tue spalle, cioè i maglioni di... Un po' in Polonia, un po' in Islanda, un po' in Italia, come si sente Amalia, perché volevo tanto avere un maglione come tutti gli islandesi, ma costano veramente, veramente tanto. Ma conoscevo le persone che sapevano fare Amalia e così ho imparato anch'io. E quando sono finita in Italia per studiare, per fare Erasmus, e quando sono tornata di nuovo non avevo completamente soldi, perché uno studente che fa Erasmus viaggia, beve, fa le feste. Così ho cominciato a lavorare nel turismo, inizialmente in Polonia, e dopo mi sono trasferita in Italia per lavorare nel turismo a Venezia. E ho lavorato nel turismo fino a... facevo questi anni perché avevo anche la mia piccola attività in Polonia, ma non lo facevo mai a tempo pieno come faccio adesso.
E così alla fine dell'anno scorso ho aperto la mia azienda qua in Italia, ho aperto il mio sito web e vendo praticamente faccio i maglioni tutti a mano, utilizzo la lana islandese, seguo i schemi che sono fatti da designer islandesi oppure creo i miei. Praticamente questa è la mia storia. Con grande creatività. Sei stata brava, sei stata coraggiosa, quindi mi viene spontaneo chiederti, hai mai avuto paura di non farcela? Sì, ma in realtà l'unico problema era se perdo i soldi oppure no, ma l'investimento non è stato così grande come aprire un'azienda agricola, praticamente sono le spese e si pensa sempre ma avrò abbastanza ordini per pagare tramite la carta di credito e per prendere il percentuale alla fine. Ma alla fine ho deciso di buttarmi e ho creduto tanto nei miei social perché già avevo abbastanza per il periodo natalizio mi ha aiutato tanto perché è un regalo bello carino che si può dare all'altra persona. E adesso arriva un periodo un po' più difficile quando ho più tempo, meno ordini, allora cerco di creare qualcosa che mi già pronti. Certo. Senti, hai citato questo l'e-commerce, cioè hai detto ad un certo punto l'investimento che ho fatto, a parte su me stessa, e non è stato poco, è stato proprio sull'aprire dei canali di vendita sui social. Ritieni che in questo periodo la vendita online possa effettivamente essere uno strumento di supporto a chi ha o vuole avere un'attività di vendita di servizi? Il mio è anche una cosa abbastanza problematica perché quando compriamo una cosa su internet siamo ormai abituati che ci arriva un altro giorno. E se ordini un maglione che si fa 3 giorni, si lava, si deve asciugare e c'è anche una fila delle persone che lo vogliono, ovviamente devi aspettare diverse settimane. Ma altrimenti non li venderei perché a chi e dove? Cioè, non avrò per tanto tempo abbastanza soldi per aprire la mia bottega, così riesco a guadagnare di più vendendo sul mio sito che ho creato da sola, invece anche di usare i siti come Etsy, che sarebbe un Amazon per artigiani, che prende un percentuale bello alto, ma il fatto che la gente arriva al mio sito è anche grazie al fatto che ho abbastanza followers che sanno già della mia esistenza. Allora diciamo che bisogna avere anche qualche base di marketing di come funziona la rete internet per indirizzare le persone al sito. Noi intanto questa sera ti facciamo un po' di pubblicità, visto che sei stata, oltre a questi tre serate, insieme alle amiche organizzate altre 3 serate dedicate esplicitamente a chi voglia attivare sui propri canali social la vendita online di prodotti o servizi. Quindi vi daremo nell'ultima serata anche questa informazione specifica. Però diciamo che Katarzyna ci ha permesso di dare questa informazione e anticipare questa informazione che abbiamo capito essere importante proprio perché è un canale oggi di crescita, di possibile crescita. Ho letto, e poi ti lascio, Katarzyna, questa tua dichiarazione. Tu dici, sto aspetti, lascio aperte tutte le possibilità perché il Covid. Qual è il messaggio implicito in questa tua frase, in questa tua dichiarazione? Che vale la pena avere in editoria in realtà, e a volte lavoro anche per le case editrici polacche. Nel frattempo ho lavorato nel turismo e mi piace tanto fare manager dell'ostello, ma in questo momento faccio i maglioni di lana perché altre 2 cose non mi portano abbastanza soldi. Allora diversificare il suo lavoro ci aiuta tanto non solo a guadagnare di più ma anche di divertirsi. Bellissimo questo messaggio. Lavorare divertendosi, che è il sogno di tutti, avere il piano A, B e C e possibilmente dal piano A avere delle indicazioni e delle competenze che possiamo poi traslare nelle nostre varie attività. Grazie Katarzyna, sei stata davvero molto utile, credo, a tante di noi. Benissimo.
A questo punto abbiamo l'intervento di Letizia Bertazzon, analista del mercato del lavoro di Veneto Lavoro, a cui do il benvenuto. Buonasera Letizia, grazie per aver accettato un compito complesso questa sera e anche una bella sfida, perché speriamo che ci dia qualche indicazione sull'andamento che un po' ci è stato anticipato del mercato del lavoro al femminile e sul capire se ci sia qualche spazio di possibile crescita per noi donne, per le donne che ci stanno seguendo. A te la parola, Letizia. Grazie mille, buonasera a tutti. Il compito che mi è stato dato è molto duro e soprattutto trovo duro intervenire dopo queste ultime relazioni, dopo la storia che ci è stata raccontata e dopo queste bellissime esperienze invece di vita che ci sono state raccontate e ci danno speranza anche in un certo senso. Io dovrò, e su questo mi scuso a questo punto, intervenire con una relazione un po' più tecnica, però cercherò anche di fare sintesi un po' di alcune delle cose che sono emerse in questa serata e durante anche questi interventi. Parto condividendo con voi delle slide che aiutano un po' a seguire la presentazione. Eccoci qua. Bene, allora partiamo un po' da qua. Parliamo di Covid, di mercato del lavoro, di effetti della pandemia, di crisi che ha colpito soprattutto le donne. Infatti i primi studi che sono stati nell'economia e nel mercato del lavoro fin da subito hanno messo in evidenza che abbia avuto delle conseguenze disuguali. Era chiaro che ci sarebbero state alcune categorie di persone che avrebbero sofferto di più e tra queste categorie fin da subito è stato messo in evidenza che ci sarebbero state le donne. A questo proposito è emblematica l'espressione delle donne, l'espressione coniata dall'OCSE, donne su tutti i fronti, che richiamava proprio l'attenzione sui molteplici rischi che c'erano per la componente femminile e questo in particolar modo per il coinvolgimento delle donne, il particolare coinvolgimento delle donne nella gestione dell'emergenza sanitaria, punti di vista. Innanzitutto le donne risultavano maggiormente esposte al contagio in quanto erano particolarmente presenti nelle professioni sanitarie, nei servizi essenziali e nei lavori di cura. Poi perché le donne erano sovraesposte perché i vari lockdown e le ripercussioni economiche della crisi hanno interessato in modo particolare i settori nei quali le donne erano maggiormente inserite. E infine perché con la crisi, con l'emergenza sanitaria, c'è stato un aggravio dei carichi di lavoro in ambito domestico, dei carichi di lavoro non retribuito che spettavano soprattutto alle donne per via della chiusura dei servizi essenziali oppure per la trasformazione di alcuni servizi a distanza, come sappiamo bene il caso appunto della scuola. E tutto ciò, come è stato sottolineato ancora nel mese di aprile dello scorso anno dal segretario generale delle Nazioni Unite, portava con sé dei forti rischi. E in particolar modo la pandemia rischiava di intervenire limitando, eliminando quei pochi progressi che nel corso degli ultimi anni erano stati raggiunti proprio in materia di genere e di diritti delle donne. E questo cosa significava? Significava tra le altre cose anche un importante arretramento dei livelli di occupazione, un nuovo incremento del divario di genere e anche il deterioramento delle condizioni occupazionali. Questo era quello che dicevano le previsioni fin dall'avvio della crisi, ma poi che cosa è successo nella realtà? Queste previsioni si sono avverate.
Diciamo che a un anno dallo scoppio dell'emergenza sanitaria non possiamo ancora valutare completamente gli effetti della crisi. Ancora non riusciamo a capire fino in fondo, perché in un certo senso il mercato del lavoro è ancora in parte bloccato, c'è una bolla che lo protegge ancora. Però alcune indicazioni noi le possiamo avere da quelle che sono state le dinamiche registrate nel corso dell'ultimo anno e ci hanno permesso di rilevare in particolar modo le ricadute, le caratteristiche delle ricadute nel mercato del lavoro. Queste prime indicazioni che cosa ci hanno detto? Ci hanno detto soprattutto che la crisi che stiamo affrontando, causata proprio dalla pandemia e dall'emergenza sanitaria, ha avuto un impatto selettivo e in particolar modo dal punto di vista occupazionale. In particolar modo su alcuni settori occupazionali. Quindi la caratteristica principale è un'elevata selettività dal punto di vista settoriale di questa crisi. Perché? Perché le ricadute sono state maggiori per alcune categorie di lavoratori, in particolar modo in quelle che erano particolarmente inseriti nei settori che hanno sofferto di più, soprattutto per via dei lockdown o per via della debolezza della domanda economica che ha interessato invece altri comparti occupazionali. In particolar modo il bilancio occupazionale è stato particolarmente negativo per il settore turistico, servizi turistici, ma parliamo anche di alberghiero, ristorazione, nel settore del commercio, ma anche in alcuni comparti del manifatturiero locale, che sono stati quelli più penalizzati proprio perché c'è stata minor domanda, minor, diciamo, vivacità dell'economia in questi settori. Faccio riferimento per esempio al comparto del tessile, all'occhialeria, al settore per esempio della concia o delle calzature. E dato questo scenario, perché le donne sono risultate più penalizzate? Perché in effetti le donne sono risultate più penalizzate. Per rispondere a questa domanda noi dobbiamo necessariamente tener conto di quelle che sono le caratteristiche dell'inserimento occupazionale delle donne nel mercato del lavoro. E anche prima, lo abbiamo visto molto bene, nel corso degli ultimi anni i livelli di partecipazione delle donne sono cresciuti in maniera importante, raggiungendo i livelli massimi, nonostante il divario che comunque continua a esserci con gli uomini. Però le opportunità occupazionali che ancora oggi continuano a connotare l'inserimento occupazionale delle donne continuano a essere fortemente concentrati in pochi settori e pochi comparti economici, e in particolar modo in alcuni comparti del terziario e in particolare nei servizi alla persona, e anche continuano ad essere concentrate in un numero limitato di professioni. Anche per quanto riguarda il Veneto, dove tra l'altro noi abbiamo un'importantissima vocazione manifatturiera, la presenza delle donne in questi comparti industriali è molto limitata, o perlomeno è concentrata in pochissimi ambiti anche del nostro comparto manifatturiero. E anche in Veneto quello che noi possiamo vedere è che la presenza femminile più elevata è nei settori che in qualche modo rimandano ai tradizionali ruoli di cura affidati alle donne. E questo ci mostra come siano ancora forti alcuni stereotipi che sono legati al ruolo della donna nella società, e inoltre la presenza anche di molte rigidità organizzative nelle aziende, nelle varie realtà occupazionali, fa sì che appunto le donne continuino ad essere concentrate in attività di tipo impiegatizio oppure ancora una volta nei servizi alla persona. Molto spesso proprio nei ruoli o nelle occupazioni dove è possibile raggiungere una maggior flessibilizzazione, ad esempio dei tempi di lavoro, oppure dove è più facile trovare delle opportunità di conciliazione tra la vita e il lavoro. Il risultato è che più spesso che per gli uomini i percorsi lavorativi delle donne risultano contraddistinti da interruzioni e da una sovraesposizione nei rapporti di lavoro a termine.
Tutto questo che cosa comporta? Il fatto che ci sia questa forte discontinuità nei percorsi lavorativi rende molto difficile per le donne riuscire a portare avanti dei percorsi professionali e anche dei percorsi di crescita professionale. Naturalmente il fatto che la crisi abbia colpito più duramente alcuni settori nei quali appunto abbiamo visto le donne sono maggiormente occupate, ha riportato a galla molte delle debolezze che da sempre sono state presenti ed hanno caratterizzato l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro. Hanno aumentato le situazioni di scoraggiamento, di inattività anche delle donne, allontanandole proprio dal mercato del lavoro. E questo fatto le ha naturalmente penalizzate moltissimo. Ma tutto ciò ha anche allo stesso tempo riportato all'attenzione proprio la questione di genere e ha aiutato a riporre un problema al centro del dibattito e anche delle riflessioni in diversi ambiti e in diversi contesti. I cambiamenti indotti dalla pandemia, e qui vediamo, cerchiamo un po' di guardare dove possiamo vedere quel bicchiere mezzo pieno rispetto anche alla situazione attuale, hanno portato con sé molti cambiamenti, diciamo molte trasformazioni nei modi di vivere, nei nostri modi di comunicare, lo vediamo anche questa sera, di stare insieme e non da ultimo di lavorare. Questi cambiamenti naturalmente, queste trasformazioni in molti casi sono state radicali e hanno portato molte difficoltà, però nonostante tutto noi possiamo vedere anche delle nuove opportunità che riguardano anche il mercato del lavoro. Ci saranno sicuramente molti cambiamenti e in parte alcuni di questi cambiamenti noi li stiamo già vedendo, come anche delle opportunità che si presentano anche di fronte a noi e anche per il futuro. E nonostante le difficoltà e nonostante la bolla che, come dicevo prima, oggi continua a proteggere, a bloccare il mercato del lavoro, in realtà molto si sta muovendo. Stiamo osservando dei cambiamenti importanti che si ripercuotono nel modo di lavorare, nelle opportunità professionali, nelle richieste delle aziende e anche nelle competenze richieste ai lavoratori. Abbiamo molti settori lavorativi fermi, lo abbiamo visto prima, con importanti perdite anche occupazionali, però ci sono anche molti settori che stanno crescendo, si stanno sviluppando anche su fronti fino a poco tempo fa davvero impensabili. E anche per quanto riguarda l'occupazione femminile nel mercato del lavoro regionale, sono visibili dei segnali di rafforzamento per alcuni comparti occupazionali, per alcuni ambiti specifici e anche e soprattutto per quanto riguarda le opportunità di lavoro che si offrono alle donne. Se noi guardiamo, come è indicato in questo grafico, la variazione annuale delle posizioni di lavoro dipendente, noi vediamo che ci sono alcuni settori per i quali c'è stata una crescita occupazionale. Alcuni, vediamo, hanno sofferto in modo particolare, come dicevamo prima, servizi turistici, commercio e altri servizi in particolare. Però ci sono alcuni ambiti che stanno crescendo, hanno continuato a generare occupazione, diciamo così. E quali sono questi settori? Al di là dell'istruzione, per il quale bisognerebbe fare un discorso particolare, troviamo anche l'ingrosso e la logistica, troviamo sanità e servizi sociali, troviamo il terziario avanzato, troviamo anche il settore metalmeccanico. Peraltro questo in controtendenza nel settore metalmeccanico regionale nel corso dell'ultimo anno, a fronte di una diminuzione delle posizioni di lavoro per gli uomini, sono cresciute quelle per le donne e questi sono i segnali molto interessanti. Poi se noi andiamo a vedere nello specifico quali sono gli ambiti occupazionali all'interno di questi settori dove
ci sono state nuove assunzioni, nuove posizioni di lavoro che si sono create per le donne. È interessante cogliere come queste di fatto effettivamente dipendano da quello che sta succedendo, dai cambiamenti e le trasformazioni che stanno avvenendo nella società, nel modo di vivere, ma anche nel mercato del lavoro. Vediamo per esempio come nel terziario avanzato un numero consistente di opportunità lavorative arrivano proprio dai servizi informatici, produzione di software, configurazione di personal computer, consulenza nel settore delle tecnologie informatiche. Molte opportunità di lavoro arrivano dal settore del turismo e del magazzinaggio, in particolar modo come intermediari nei trasporti oppure nella gestione dei magazzini di custodia e deposito di beni e di merci. Abbiamo opportunità di lavoro, parlo sempre per le donne che arrivano dagli ospedali e dalle case di cura, dagli studi medici, ma anche da laboratori analisi. Questa è una nuova frontiera chiaramente stimolata dall'emergenza sanitaria. Abbiamo opportunità che arrivano anche da altri comparti del terziario avanzato che riguardano attività di consulenza per la gestione logistica, collaudi, analisi tecniche dei prodotti, servizi di ricerca e selezione personale, consulenza sull'igiene e la sicurezza dei posti di lavoro, ma anche di azione di campagne pubblicitarie, cioè tutti ambiti che naturalmente si sono rafforzati proprio in virtù della situazione che noi stiamo attraversando e vivendo in questo momento. Questo per quanto riguarda le nuove opportunità, per quanto riguarda i settori occupazionali. Chiaramente molte cose stanno cambiando anche nei modi di lavorare. Queste attività lavorative in molti casi si sono proprio adattate alle nuove esigenze e anche il modo di lavorare stesso ha conosciuto degli sviluppi fino a poco tempo fa impensati. In tutto questo la tecnologia sicuramente sta avendo un ruolo importante. Secondo il World Economic Forum, e qui cito questa ricerca che è stata presentata qualche mese fa, entro il 2025 nel mondo si perderanno 85 milioni di posti di lavoro, ma con le nuove tecnologie se ne produrranno 97 milioni. Dunque è chiaro che nei prossimi anni alcuni lavori, alcune opportunità di lavoro spariranno, non ci saranno più, però ce ne saranno altri che si creeranno, che verranno, diciamo che si proporranno alle persone come nuove opportunità di lavoro, però saranno delle posizioni, dei lavori e delle professioni completamente diverse rispetto al passato. La richiesta di nuove professionalità da parte delle aziende rimarrà elevata, però serviranno dei profili e delle competenze che dovranno rispondere, come dicevo prima, a una domanda di lavoro che sarà molto diversa da quella del passato, da quella di oggi e del passato, soprattutto in alcuni ambiti lavorativi. Diciamo che oggi noi non sappiamo dire nel dettaglio quali caratteristiche avrà questa domanda. Però le informazioni che noi oggi abbiamo a disposizione ci dicono che, ad esempio, alcune competenze tecniche, per esempio legate al mondo del digitale, faranno sicuramente la differenza. Ci saranno alcune capacità personali, quali per esempio il pensiero critico, capacità di analisi, problem solving, flessibilità, solo per citarne alcune, che saranno invece fondamentali a prescindere da qualsivoglia specializzazione tecnica. Però quali opportunità quindi possono generarsi per le donne dai cambiamenti in atto, anche da queste nuove possibilità, diciamo, di inserimento nel mercato del lavoro? Sicuramente diciamo che il connubio, l'incontro tra i cambiamenti che stanno interessando i settori più tradizionali, l'emergere anche di nuove opportunità occupazionali porterà con sé una domanda di lavoro rinnovata, un fabbisogno che sarà a mio avviso declinabile sicuramente al femminile, grazie anche all'introduzione oppure al consolidamento delle nuove modalità organizzative che si sono sperimentate durante la pandemia. I cambiamenti nei modi di lavorare possono aprire spazi inediti,
sul fronte delle possibilità di conciliazione vita-lavoro e possono avere anche degli effetti positivi nei percorsi professionali delle donne, limitando sicuramente le fuoriuscite dal mercato del lavoro e aumentando quindi la continuità anche lavorativa, i percorsi professionali delle donne. Allo stesso tempo, insieme alla maggiore possibilità di conciliazione e di stabilità lavorativa, un diverso approccio al lavoro, per esempio un approccio orientato al risultato più che alla presenza sul posto del lavoro, come dovrebbe essere nel caso dello smart working, potrebbe influire positivamente anche nelle carriere lavorative delle donne e aumentare le possibilità anche di crescita professionale. Nonostante tutte queste opportunità, tutte queste possibilità, bisogna tuttavia stare molto attenti, perché comunque bisogna fare attenzione a supportare e a stimolare adeguatamente l'inserimento lavorativo delle donne, incentivando appunto l'occupazione, ma non solo l'occupazione, ma incentivando anche le carriere e i percorsi professionali delle donne, dei percorsi professionali al femminile. E non da ultimo intervenendo precocemente, orientando adeguatamente anche le scelte formative. Abbiamo visto uno dei problemi, e qui faccio una piccolissima parentesi, uno dei problemi più grossi per le donne oggi è proprio lo scostamento che c'è tra i percorsi professionali e le competenze possedute dalle donne rispetto a quelle che sono le esigenze invece del tessuto produttivo locale. Troppo spesso le donne sono ancora ancorate a dei percorsi formativi di tipo umanistico, a dei percorsi che sono troppo spesso lontani da quella che è la formazione tecnica invece maggiormente richiesta. E questo è un disallineamento molto molto forte che noi vediamo chiaramente rispetto a quello che è invece il fabbisogno professionale della nostra realtà produttiva. E questo determina delle ricadute importantissime, delle ricadute negative importantissime, sia alle effettive possibilità di inserimento nel mercato del lavoro, sia in termini di opportunità e di sviluppi professionali. Concludo velocemente, chiudendo appunto questo spazio a mia disposizione, con quella che è una raccomandazione e la vedo anche proprio come necessità anche di un cambio culturale e un cambio radicale di prospettiva. Perché il lavoro delle donne, a mio avviso, non deve essere più percepito semplicemente come un problema di conciliazione tra vita e famiglia, bensì deve diventare una leva di sviluppo economico, di sviluppo produttivo, tecnologico e sociale. E in questo senso gli obiettivi della strategia dell'Unione Europea per la parità di genere, se adeguatamente perseguiti, rappresentano un importante incentivo anche a garantire pari partecipazione e opportunità anche nel mercato del lavoro per le donne. Tutto questo naturalmente, aggiungo, combattendosi gli stereotipi, garantendosi le pari opportunità, ma allo stesso tempo, proprio in un'ottica di superare anche delle retoriche troppo facili, troppo spesso che si sentono, imparando a valorizzare invece e a trarre vantaggio da quelle che sono le differenze inevitabili che possono esserci tra un uomo e una donna. Grazie Letizia, Grazie. Bellissima conclusione, valorizzare la differenza. Quindi dobbiamo smetterla di sentirci inferiori, per così dire, perché per il fatto che abbiamo alcune caratteristiche che fanno parte del nostro essere donna, ma dobbiamo imparare a fare sì che queste caratteristiche diventino dei punti di forza. Questo è un messaggio molto importante. Mi è piaciuto molto anche questa disamina che hai fatto nell'evidenziare come proprio siano implicite nell'essere donna alcune caratteristiche. La nostra, l'abbiamo visto dalle due precedenti imprenditrici, la nostra capacità di reinventarci, di capire quali siano i nostri punti di forza, la flessibilità che abbiamo imparato fin da piccole, fin da quando abbiamo dovuto gestire situazioni diverse della nostra vita quotidiana.
la volontà forte che abbiamo dovuto imparare a sviluppare proprio perché per arrivare a vederci riconoscere il nostro ruolo abbiamo impiegato con tutte le nostre forze, cioè abbiamo già dei prerequisiti che un po' sono nel nostro DNA, un po' ci siamo costruite in questi ultimi, diciamo negli ultimi 20 anni, che davvero ci possono aiutare a trovare il nostro spazio che è assolutamente dovuto nel nuovo mondo del lavoro. Ci hai ben illustrato quelli, anche se abbiamo dovuto farlo in modo veloce, quelli che sono i settori che potrebbero aprire delle maggiori possibilità alla crescita femminile. E di tutto ciò, quindi noi continueremo a parlare nelle prossime 2 trasmissioni e volevo aggiungere così un altro dettaglio che non è però da poco. Noi non pensiamo con 3 serate di risolvere i problemi ovviamente del lavoro al femminile, cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo. Come ho detto parleremo anche di fondi, parleremo anche di aiuti, parleremo di formazione, parleremo di accompagnamento, ma mi piace dire che c'è una grossa solidarietà nel mondo femminile, tant'è che a ciò che ho detto prima riguardo del Soroptimist c'è un'altra associazione di donne che si chiama Inner Will, che con appunto la sezione locale di Conegliano e Vittorio Veneto ha messo a disposizione del denaro per 1 o 2 donne, vedremo, che alla fine di questo percorso vorranno davvero provare a mettersi in gioco. Quindi mi piace sottolineare questa grande solidarietà e che dà forza alla nostra voglia di continuare ad essere donne guerriere anche nel mondo del lavoro. Quindi grazie davvero anche a Letizia Bertazzon per il suo intervento. Bene, è stata una serata lunga, ricchissima, tantissimi gli spunti. Concludo ricordando innanzitutto che questa trasmissione rimane online sia sul sito YouTube del Comune di Vittorio Veneto, quindi potete anche informare le vostre amiche che non hanno potuto partecipare in diretta, che la possono rivedere. Sarà ritrasmessa questa sera alle 21 sulla Tenda TV, da dove stiamo registrando. Noi invece ci ritroveremo, spero in tante, mercoledì prossimo, 24 marzo, sempre alle 18, per l'appuntamento del 24 marzo, così come per quello successivo di aprile, è necessario prenotarsi. Dovete farlo, potete fare online sul modulo alla pagina del Comune di Vittorio Veneto, basta scrivere Comune di Vittorio Veneto Donne al Lavoro e vi appare immediatamente il link. È obbligatorio prenotarsi perché? Perché le prossime 2 serate prevedono una parte iniziale, diciamo, di presentazione con poi una parte conclusiva, una seconda parte di discussione, quindi chiaramente dovremo essere in un ambiente, per così dire, protetto. La parte pubblica verrà poi messa online, mentre la parte di discussione rimarrà privata all'interno e fra le persone che si iscriveranno alle 2 serate. La settimana prossima quindi mercoledì prossimo, avremo con noi un'altra esperta del mondo del lavoro, una specialista del mercato, sempre di Veneto Lavoro, Delisena Maggiolo, che ci aiuterà proprio in questo processo di ripensamento di noi stesse, ci aiuterà a capire come trovare il coraggio di trasformare in una attività quella che magari è un'idea che noi abbiamo anche maturato in questo periodo di Covid, in cui siamo state costrette ad attività o a modalità delle nostre attività diverse dal precedente. Quindi per ritrovare la determinazione dentro di sé avremo con noi Delisena Maggiolo. Per conoscere invece, come ho detto all'inizio, gli strumenti concreti per arrivare a realizzare la nostra idea, ci rivedremo poi il 14 aprile. Vi aspetto quindi per affrontare anche questo periodo nero a testa alta, così come siamo donne guerriere. Buona serata e grazie dell'ascolto.